L'obiettivo dell'evento è quello di rimarcare anche quest'anno l'importanza delle nostre cure per raggiungere l'obiettivo più importante, cioè quello di promuovere la sicurezza e la salute della donna, in relazione a due ambiti di patologie che sono estremamente gravi, come il campo oncologico e la patologia dell'endometriosi. Ovviamente anche quest'anno uno degli obiettivi del congresso è quello di verificare e confrontare la nostra attività che svolgiamo come centro di riferimento regionale per l'endometriosi con i centri più accreditati in Italia e nel mondo, tant'è che abbiamo invitato oltre 20 colleghi stranieri che ovviamente rappresentano il massimo della chirurgia radicale dell'endometriosi, ma anche della chirurgia oncologica. Questo obiettivo ovviamente si unisce a quelle che sono le innovazioni che di anno in anno emergono, specie nell'ambito della diagnosi, sempre più precoce e più affinata, e nello stesso tempo anche delle terapie. Oggi si parla di medicina di precisione, per cui l'intervento chirurgico è passato in secondo piano e quando è necessario va fatto, ma va fatto in maniera appropriata, ma nello stesso tempo bisogna tener conto di quelle che sono le terapie integrate farmacologiche, attraverso quello che noi oggi possiamo ricevere da informazioni molto importanti, quale per esempio la biologia molecolare.